Io voglio fare veramente un augurio di buona Pasqua. Questa è la seconda Pasqua che noi facciamo con il Covid. Però mi lasci dire che la facciamo anche con una visione di prospettiva, ve lo dico perché vedo i numeri, vedo cosa sta accadendo con le persone vaccinate e ne veniamo fuori. Quindi cerchiamo di vivere questa Pasqua come l'ultima della serie, girando pagina, pensando che arriverà la bella stagione che ci aiuterà anche quella, pensando che ci dobbiamo mettere d'impegno. Quindi io faccio intanto i miei auguri di cuore alle persone che si sono dedicate alla cura della salute dei veneti, quindi gli uomini e donne della sanità, a coloro che anche in questo momento stanno curando o stanno vaccinando i veneti. Un ringraziamento a tutte le forze del volontariato che sono sempre presenti quando vengono chiamate e poi un grande ringraziamento ovviamente a tutti i veneti che hanno saputo accompagnarci, hanno saputo sopportarci, hanno saputo supportarci e hanno capito che la perfezione non è di questo mondo, però hanno capito che tutto quello che faccio lo faccio col cuore assieme alla mia squadra e penso che proprio per questo, come dico sempre io, da soli si fa prima, ma assieme si fa molta più strada. Questa strada che sta facendo il Veneto, che è primo anche con i vaccini, ancora una volta lo fa proprio grazie ai veneti. Quindi grazie veramente di cuore, quindi un augurio di buona Pasqua e buona Pasquetta a tutti.